Allora, ringrazio Paola perché è un invito molto gradito. Sono di poche parole come tutti quelli che amano la montagna, quindi che vanno ai fatti molto. Ecco, quindi ha già ricordato che quest'anno è un anno molto importante per la Società Alpina Friulana, che è la più vecchia sezione del CAI e anche la più numerosa perché siamo arrivati a 2850 iscritti. E mi piace ricordare, è inutile che vi ricordi chi è Desio perché lo sapete meglio di me, l'ho conosciuto, quindi ho avuto modo anche di parlare con lui, ma principalmente volevo ricordare che i primi passi, lui ancora da studente allo Stellini, verso la montagna, li ha fatti nella Società Alpina Friulana, dove ha trovato sicuramente il personaggio che è stato il personaggio chiave nella sua vita, che è Olinto Marinelli, il selezionatore, no? Il cacciatore di teste, chiamiamolo, perché è riuscito tramite Olinto Marinelli e Giotto Dainelli a creare, diciamo, questo che più volte viene ricordato la società, diciamo la scuola geografica friulana che poi si trasferisce a Firenze. Quindi sono anche orgoglioso perché prima di me è stato per ben 10 anni presidente della SAF, dal 1929, quindi, sì, diciamo appena rientrato dalla spedizione del 29, quindi i primi del 30 fino al 40. Noi godiamo ancora oggi di alcune scelte che lui ha fatto in quel periodo. Quindi la Società Alpina Friulana ha un ottimo rendimento economico grazie alle sue scelte di costruire i rifugi, acquisire i terreni, quindi non possiamo altro che essere doppiamente grati a lui. Ecco. E volevo solo anche dire che sono anche presidente del Circolo Speleologico di Udine, dove anche lui ha chiaramente compiuto i primi studi anche sulle grotte, quindi è una costola, diciamo, della Società Alpina Friulana, ma due cose autonome, e lui era da tutte e due le parti, ha fatto i primi passi. Grazie.